Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'economia, perché sulla Sicilia incombe lo spettro della recessione con i dati in caduta libera per quest'anno. Si profila infatti per il 2023 un PIL negativo al meno 0,3%, di fatto un ribaltamento dello scenario che era stato prospettato lo scorso luglio, quando si prevedeva una crescita del 2,6%. A fornire questo quadro disarmante il governo Schifani nella nota di aggiornamento al DEF regionale 2023-2025 approvata in giunta e già trasmessa all'Assemblea siciliana. E il presidente della regione Renato Schifani ha incontrato oggi pomeriggio una delegazione dei percettori del reddito di cittadinanza che da giorni protestano davanti a Palazzo d'Orléans contro la riforma della misura decisa dal governo nazionale. Ho voluto incontrare questi cittadini che manifestano civilmente, ha detto il presidente Schifani, perché ritengo doveroso ascoltare le loro ragioni. È un tema estremamente delicato che mette in discussione il futuro di tante persone, ma il reddito di cittadinanza è una misura nazionale sulla quale la regione non ha strumenti per intervenire, ha concluso il governatore. Ricorre nella notte tra il 14 e il 15 gennaio l'anniversario di una delle tragedie che hanno segnato in modo indelebile il territorio della Sicilia, il terremoto della Valle del Belice, una vasta area della Sicilia occidentale compresa tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo. Sono trascorsi 55 anni dal sisma che ha provocato 300 morti, circa 500 feriti e molte decine di migliaia di sfollati. In occasione dell'anniversario il capo dello Stato Sergio Mattarella ha voluto dedicare un ricordo alle vite spezzate, alle famiglie che vinsero la paura e alla disperazione, ai loro discendenti che hanno aperto nuove strade, va il primo pensiero, le parole del Presidente della Repubblica. E chiudiamo con il meteo. Sarà una domenica soleggiata in Sicilia, domani il cielo sarà sereno con qualche nube sparsa che comunque non comprometterà il bel tempo sull'isola. Arriva dunque una tregua dai rovesci che negli ultimi giorni si sono abbattuti in alcune zone della regione. Le temperature saranno miti nei valori massimi, minime maggiormente rigide nelle province di Enna e Agrigento. Ed è tutto per questa edizione dalla redazione di New Sicilia. L'augurio di una buona serata e di un buon weekend.